Ancora a voi tutti per la presenza e io cedo la parola al professor Bertolini. Anche perché va e non va, vedi tu. No, ma penso che mi senta. Credo che mi senta, no? Vuoi che tenga? Proviamo, se non funziona lo mettiamo dentro. E dunque risponderò con precisione alle domande che mi hai rivolto e le colloco dentro un piccolo discorso, perché così credo che diventi più comprensibile la risposta. Allora, di questo dell'autonomia, chiamiamo così, di tutto quello che ci sta dietro, ci si può occupare per varie ragioni. Metto una in contrasto con l'altra perché si crede che sia un valore, oppure semplicemente perché ti è capitato sulla strada anche sta roba e potresti occuparti invece che dell'autonomia di qualsiasi altra cosa, che tanto l'una vale l'altra. Ecco, io ho cominciato a occuparmi di queste questioni nel 1970 e qualche cosa, agli inizi, quindi fate il conto per favore di quanto tempo. E ho cominciato a farlo studiando, insomma, ecco, andando, documentandomi, guardando le esperienze di altri paesi. Voglio dire che non è che mi sono trovato sta roba sulla strada l'altro giorno. E quello che mi stupisce ogni giorno di più è che, tra l'altro, illustri colleghi ed eminenti personalità se la sbrighicano delle battute, quelle sì che sono da bar o qualcosa del genere, mentre l'autonomia è una questione seria. E per seria, e vi faccio un piccolo esempio così ci capiamo tutti di che cosa stiamo parlando. Nessuno dice, o a me notare ricordi normalmente, che i diritti e le libertà della singola persona vanno di pari passo con i diritti e la libertà delle comunità in cui vivono. Difatti, se voi andate a vedere che cosa è accaduto dopo la marcia su Roma, ecco, 1922, una delle prime operazioni che sono state fatte è stato quello di cambiare il sistema elettorale e di sostituire il sindaco col podestà. Al posto del presidente della provincia si mette il preside, invece di eleggere la nomina passa nelle mani governative. Dice sì, ecco, in Germania cosa è capitato? È capitato che bisognerebbe andarsi a leggere cosa è accaduto nei primi 3 mesi del 1933. In pochi giorni, è accaduto l'inverosimile, perché il Parlamento era nelle mani non dei nazisti, che erano 4 gatti, ma era in mano di tutti gli altri partiti. Va bene? Ecco. E come si dice, Hitler si è fatto, c'è stato l'incendio del Reichstag. Quella sarà stata l'occasione, è febbraio, perché l'operazione a metà marzo aveva già finito tutto. Fatto sta che Hitler si fa dare, glieli dà intanto Hindenburg, il presidente, quei poteri straordinari previsti dall'articolo 48 della Costituzione di Weimar, tra l'altro considerata la più bella Costituzione che sia mai stata scritta, la Costituzione dei professori, che non è mica detta perché è bella dopo che duri, mentre ci sono costituzioni che non saranno bellissime e durano, per dire che cosa? Che quel che conta sono i costumi e non le chiacchiere o le belle pagine e paginette. Attenzione, si presenta al Bundestag, il Parlamento, salvo un'ottantina su circa 500 erotti parlamentari, salvo un'ottantina di socialisti che votano contro, il resto si suicida. Va bene? Allora, che cosa prevedevano i piedi poteri? Sospensione di tutte le libertà, prendete la nostra Costituzione e leggetevi i principi fondamentali. Quando attacca dopo l'articolo la bandiera, eccetera, con la libertà personale, il 13, e andate giù, tutti, secondo,
soppressione o eliminazione dei lender, che significa l'ordinamento regionale, per dire, o statale, va bene? Allora, bisogna essere dei pirla per essere precisi. Ecco, giocare con queste cose, sapendo che qui di eroi non ce ne sono mai stati molti, va bene? Semmai, è vero, sono quelli del consenso, è vero, sono quelli che sono dopo, che sono anti. È così. È uscito di recente anche un volume, perché si scrive di Gianni Oliva, 45 milioni di antifascisti, dopo. Guardiamoci negli occhi. Allora, i difensori della Costituzione, quelli che ce l'hanno in mano e la brandiscono ogni giorno, non è che potrebbero anche fare una piccola riflessione e farsi una domanda su che cosa può rappresentare questo impulso verso l'autonomia, verso l'autogoverno, verso il dire lasciate, che poi era quello che diceva Sturzo, non era mica parlando ai siciliani, lasciate per favore che non ci governiamo, lasciate che imponiamo i nostri tributi. Non hanno mai voluto dare un'autonomia fiscale agli che è la base del meccanismo. Qui ci sono anche dei sindaci e sanno bene che se devono andare a chiedere la gabella, dopo sono obbligati anche a rendere il conto della gabella che hanno, è in automatico, è così. Capita nelle famiglie, dai al figlio 4 lire e dici scusa, e che cos'è che ne hai fatto? E dopo 2 o 3 volte che li butta via, gli tagli i viveri o comunque, va bene, dice aspetta ti pago io quella roba lì, vai dove ti dico io perché altrimenti li butti via. Economia domestica, mica altro. Allora quando io leggo, tanto perché adesso così, va bene, quando io leggo quali sono le preoccupazioni, di Giovanni Maria Flick, che l'altro giorno nel tête-à-tête con Zaia dice ignorata la problematica delle città. Scusa, non ho capito cosa c'entra le città. Secondo, contrapposizione polemica con la conferenza episcopale italiana. Secondo, dicono che bisogna essere seri. Si può dire anche loro di essere seri, non parlare, come si dice così, a stupido via, tanto per intenderci. Sì, non c'è nessun problema, chiamateli qui i cardinali, li mettiamo qui, li toso subito, non c'è nessun problema, perché nessuno qui è serio. Io sono stufo di questa gente non seria, non è che adesso le chiese sono vuote per caso, tanto per intenderci. No, è così, perché c'è poca attrattiva. C'è poco da fare, vuol dire che il prodotto non si riesce a smerciarlo, sono come Stellantis che hanno i piazzali pieni di auto che nessuno compra. No, è meglio essere chiari perché poi altrimenti continueranno sempre a far finta di parlare. Allora evidentemente io vado dappertutto, basta che uno non mi dica che cosa devo dire e racconto sempre le stesse cose che maturano via via sulla base dell'esperienza. Allora io credo che un problema di questo genere bisognerebbe affrontarlo con serietà. Tra l'altro ci ritroviamo qui, non dico per celebrare un anniversario, vuol dire fa una piccola riflessione a distanza di 7 anni. Ma altra questione che mette in evidenza una incapacità di intendere e di volere. No, se teniamo conto di quello che non voglio neanche dire delle polemiche che fanno, perché per polemizzare bisogna andare sopra una certa asticella. Sotto l'asticella non è che polemizzi, dici delle cose che va bene. Ma se hanno partecipato alla consultazione referendaria al 57%, quelli che vanno, in tempi in cui non va a votare nessuno, già quella volta eravamo in calo, se tra quelli che vanno il 98 e passa per cento lo dicono sì, se è accertato che il sì è trasversale, quindi nessuno può intestarsi tra le forze politiche, no? Una vittoria. Ma non vi viene in mente che c'è una collettività vasta che ti fa una domanda e si aspetta qualche cosa? Dopo 7 anni, dico, tu che sei lì, hai risposto alla domanda che ti hanno fatto? È una questione di dignità, non è di rispetto, come se uno passa per strada, ti saluta, hai risposto al saluto. Siamo a questi livelli. Nella lettura degli eventi, volendoli qualificare
per quello che sono dal punto di vista del senso delle istituzioni. Vuol dire che non siete persone serie, perché a una domanda di questo genere si risponde. Stamattina quelli che erano lì a Venezia, io ho letto questo pezzettino che ho scritto io e che è stato pubblicato sul Mattino, cioè del 31 agosto 2017. Perché? Mese di agosto. Il giorno prima, 2 o 3 giorni prima, mi manda, vado in ferramenta, per chi sa dov'è Lignano Pineta, appena entrando, dove c'è la rotonda sulla destra, c'è una ferramenta dove, avete presente, c'è il ferramenta, lo storico vuol dire che c'è, scusi mi soffermo su questo punto, no? Come il macellaio che quando vai non è che dice cosa vuole, parla, ti fa un racconto, signore, questo, come condisce, come fa, si ricorda il pezzo che le ho dato, cioè hai capito, si parla, si comunica, non sei un ebete solitario, hai capito che si collega, twitta e dopo si spara un colpo, tanto per intenderci. Quando vai via sei arricchito, allora arriva il turno, figurarsi se quello lì chiede cosa vuole e basta. Allora comincia una conversazione con questa signora di una certa età, ecco, voglio dire una nonna, tanto per dire. Allora dico, Lignano Pineta, 21 agosto 2017, in una ferramenta, dialogo tra il venditore e un cliente, un po' come quello di Leopardi, con il venditore di almanacchi. Allora, che effettivamente dico, lo faccio così perché sono arrivato a casa e mi sono scritto subito quello che ho sentito, no? Nella sequenza. Allora dice, cliente, no, chiede il prodotto, glielo dai, ma chiede il prezzo la signora. No? Allora il commento, ma quanto costa? Venditore, vedrà a settembre costerà molto di più. Cliente, perché? Venditore, perché continuano a rubare e noi dobbiamo pagare. Cliente dice, ma noi a settembre a Padova abbiamo il referendum. Si è confusa che era ottobre e ho capito che era una gallina padovana, cioè ecco, concittadina. Va bene, da questo io non ho detto niente, ho solo registrato. Quindi, ma noi a settembre abbiamo il referendum. Venditore, a Padova dice c'è una sola cosa seria, il santo. E lei risponde, sì, ma a Roma sapranno come la pensano, dice lei, che è interprete della di ciò che rappresenta la democrazia, direi del nucleo essenziale della democrazia. E la risposta del teorico generale delle istituzioni, del filosofo della politica, che si rimania tutti naturalmente, signora, dice, loro se ne fregano. E io oggi ho concluso. Chi aveva ragione? L'uomo della ferramenta. L'uomo della ferramenta. Ecco, allora, il problema è la sordità. Ecco, io vi posso dire, quando voi notate, dice, ma che cosa si chiede, che azione si fa? Cioè, i vostri interlocutori, potremmo dire, nella migliore delle ipotesi sono dei muri di gomma, ma 9 su 10 non sono muri di gomma. È come se voi battete sul legno o sulla pietra e vorreste che ci fosse una sorta di ritorno, no? Una elasticità che respinge. No, è come battere sul legno, non capita niente. È come, le condizioni sono queste, uno trasmette in FM e l'altro riceve in AM. Non ci sono santi. E questo per quali ragioni? Ma sono delle ragioni di carattere, io cerco di spiegare, e arrivo, se mi lasciate un istante, perché almeno lasciatemi la soddisfazione di dire la vita che studio, adesso in pillole vi do 2 o 3 cose, no, per spiegare. I nostri interlocutori hanno, diceva il professor Molari che ci insegnava procedura penale, ha l'aggravante della buona fede, perché sei malafede, almeno hai un intelligente che capisce. No, tu hai un deficiente che non capisce niente. No, perché? Come ho detto prima, risponde in modo stonato, non capisce il perché. Perché è tarato su un'altra lunghezza. Qual è questa lunghezza? È molto semplice. Guardate che anche di recente mi è capitato di scrivere atti e dopo non soltanto anche alla questione davanti alla Corte e al referendum. Ecco.
è una questione di storia e di geografia. Cioè, ne sentite mai parlare? Eppure è ovvio che è così. È una questione di storia per una ragione molto semplice, che questi territori, anche se Venezia, ma qui io ricordo Venezia per ciò che ha rappresentato dal punto di vista di un insegnamento insuperato in tema di organizzazione delle istituzioni. Cioè, Venezia e la storia di Venezia, il funzionamento misterioso in larga misura degli organi veneziani, che sapete era tutto un sistema di pesi e di contrappesi, perché i controlli e bilanciamenti li hanno copiati i nordamericani quando hanno fatto la Costituzione e si sono dati il loro sistema che va avanti, avendo presente Venezia in un confronto, in un dialogo, perché era ospite, che era venuto giù per una summer school con un giudice, che attualmente è giudice Gorsuch, della Corte Suprema Federale degli Stati Uniti. Io tra l'altro ricordavo, come anche per un dovere di ospitalità, che i costituenti di Filadelfia, che erano una cinquantina, seduti su banchetti, erano banchetti di questo genere, anzi metà di questi banchetti aveva ciascuno il suo posto e sono stati lì, si ritrovavano vicino alla casa costruita coloniale, palazzo coloniale, ecco, fatto dagli inglesi, si sono trovati lì per dopo darsi una Costituzione che si sono approvati. Bene, loro conoscevano benissimo, anche perché pensate a Benjamin Franklin, tanto per dire, avevano collegamenti costanti con chi? Con la Francia e con i rivoluzionari francesi. Quindi, e avevano anche loro emissari in Venezia, quindi loro conoscevano alla perfezione, o comunque profondamente, Marsilio da Padova. E io non avevo menzionato Marsilio da Padova, e Gorsuch mi dice, anche Marsilio da Padova, XIII-XIV secolo, grosso modo, che è stato cacciato via, tra l'altro perché è ritenuto, come si dice, non conforme ai dettami del Sant'Uffizio, e allora se n'è andato all'estero e, come si dice, è diciamo, il pensatore che ha posto le basi del superamento, diciamo, della creazione, della separazione tra religione e politica. Quindi non c'è studioso al mondo che si occupi di queste cose che non conosca il defensor pacis, tanto per intenderci. I nostri costituenti conoscevano il defensor pacis, neanche per sbaglio. Io non ho mai trovato menzionato, eppure ho dedicato qualche anno alla lettura degli atti della Costituente, ma anche per altre sintesi, Venezia e il suo ordinamento. Machiavelli, ignoto, ed è, voi sapete, uno dei padri, dei grandi padri nobili della moderna scienza della politica, che ha. Allora, su che cosa si sono formati i nostri costituenti? Roma e tutto il resto, e che cosa si insegna anche nelle università. È per questo che vi dico 4 cose, ma credo che dovrebbero restarvi, cioè che appaiono molto semplici. Ecco, no, noi, la nostra cultura istituzionale, da cui deriva la sordità, è dipesa dal fatto che ci siamo impregnati di che cosa? Dell'eghelismo tedesco. E quindi voi dovete pensare che i grandi giuspublicisti tedeschi, va bene, hanno scritto all'ombra dell'esperienza politica bismarckiana, cioè tutti esponenti dell'assolutismo, di destriga fissi, del bastone del comando, della unilateralità del potere. Questo è cosa volete sbattere in testa. Il diritto costituzionale nostro ha questa matrice. Ecco, e più di qualcuno ha detto criticamente, erano giuristi che erano stati pagati per dedurre da schemi formali un sistema di libertà che poi era fasullo, perché era contraddetto dalla realtà dei fatti. E il diritto amministrativo, che quello, qua ci sono i sindaci che fate ancora applicazione, è quello giacobino uscito dalla rivoluzione francese. Se vi leggete l'antico regime della rivoluzione di Tocqueville, trovate lì indicato tutto.
Com'è che nasce il Consiglio di Stato, tanto per intenderci? Per sottrarre le cause riguardanti il potere ai giudici ordinari che erano indipendenti, quindi per assoggettare, per rendere forte e far sì che dessero ragione sempre al reo il sistema di potere, hanno creato appunto la giurisdizione amministrativa. Guardate che la nostra è quella che segue, anche se adesso sì, fino ad un certo punto si è liberata, perché mi diceva anche non molto tempo fa un consigliere di Stato, se non tuteliamo noi la pubblica amministrazione, ma come se non tutelate voi? La tutelate se dovete tutelarla? Cioè, davanti al giudice saremo pari, no? Anzi, i sindaci, non ha mica bisogno che siate voi a tutelarli. Uno che opera correttamente spera di ottenere davanti al giudice terzo imparziale ragione perché ha ragione, non perché c'è uno che lo tutela. Eppure circolano questi punti di vista. Noterete che spesso e volentieri tutto finisce dopo, noi Consiglio di Stato, senza voler, dire non so che cosa, ma ci sono la garanzia amministrativa, la presunzione di legittimità degli atti amministrativi, cioè sono tutte robe che sono l'esatto contrario di ciò che è libertà, autonomia, pluralità. Questo è. Quindi la grande, prima ancora di essere un problema di carattere politico, è un problema di carattere culturale. Come si dice? Paladin adesso dice, il mio maestro, comincia il suo manuale di diritto regionale, scrive prima parola, primo paragrafo, pagina 1, le vicende del regionalismo dall'unificazione d'Italia alla caduta del fascismo. Senti, ve lo leggo un istante perché vale di più di quello io potrei dirvi in altro modo, perché così capite il senso di quello che sto dicendo e il senso di che cosa? Parliamo, penso di poter dire, una lingua che non è intercettata, cioè non capiscono le parole che qui si usano, che pure sono, metti autonomia, pluralismo. Per gli altri vogliono dire altre cose o non vogliono dire nulla, perché le loro azioni sono in aperta contraddizione con questo senso della libertà e della ricerca di soluzioni. Il fatto, scrive così, la prima disposizione del nostro ordinamento, che tratti espressamente di regioni in una accezione equiparabile al significato attuale del termine, cioè parlano di regione e si riferiscono a qualcosa che ha a che fare con le regioni che poi il Costituente ha inserito, no? Si trova già nel Regio Decreto 8 settembre 1921, numero 1319, concernente i territori annessi al Regno in seguito alla Prima Guerra Mondiale. All'atto di istituire una commissione consultiva per il riassetto amministrativo da attuare nel Trentino Alto Adige e nella Venezia Giulia, questo provvedimento preannunciava infatti la concessione di apposite autonomie regionali, oltre che provinciali e comunali. State attenti, destinatari, non soltanto o destinate a svolgersi queste autonomie, sul piano dell'amministrazione, ma implicanti inoltre tra virgolette, l'esercizio dei poteri legislativi spettanti alle diete provinciali. Allora qui voi trovate questi territori, ci metto dentro anche il Friuli, Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, perché è il nord-est e ha queste caratteristiche, che ha dicevo, qui trovate il luogo dove si è realizzata la sintesi da che cosa? O una continuità. L'esperienza della Serenissima, che è durata più dell'impero romano, 1000 e passa anni. La Serenissima, bastone e carota, se volete. Funzionava così, miracolo, l'hanno detto, di equilibrio tra aristocrazia e popolo. Voi sapete che era così? Sapete che era la Serenissima, è stato il luogo della più totale inclusione. Ma naturalmente quando voi parlate con i retori dell'inclusione si deve includere, ma deve includerli tutti, perché non funziona così. E allora voi capite che qui c'è un atto di non onestà intellettuale. Dico intellettuale prima di essere qualche cosa d'altro. Non funziona. Lì il ghetto è stato fatto, è uno dei primi, il primo ghetto, non so che cosa. Quindi gli ebrei con uno statuto. Non parliamo degli islamici.
mi pare che sia stato anche qualche doge che era probabilmente coloratino, ecco, un po' color cioccolata, forse, non lo so, non mi ricordo. Ma comunque può essere anche questo, perché Venezia era quella cosa strepitosa che è stato ecco, vi pare che sia possibile che no? Pensate che l'anno scorso, in un convegno da remoto, roba del genere, no? Di diritto pubblico in generale, c'è una che ci parla da Napoli della Repubblica di Amalfi. Ho capito anch'io, ma almeno un minimo dei minimi. Allora si dice, a proposito dell'istruzione, ma non sarebbe il caso che si studiasse un po' anche la storia della Serenissima? Come viene capita questa roba qua? Come una barzelletta? Perché sono degli ignoranti, non conoscono niente, non sanno niente. E dopo Venezia, salvo la parentesi napoleonica, c'è stata l'Austria. L'Austria che cosa era? Un insieme di nazioni. Può piacere o non piacere l'austriaco, ma non ci sono santi. Ecco, e guardate che Maria Teresa è stata quella, tra l'altro, che ha istituito la scuola, no? E andiamo avanti di questo passo. Chi ha avuto gli Angioini, gli Aragonesi e anche altro, non può capire. Non parliamo della Roma papalina e del Marchese del Grillo. Scusate, ma vi pare che sia possibile che Roma, beneficiata persino del federalismo fiscale perché la legge 42 del 2009 ha consentito l'adozione della legge su Roma Capitale, è cambiato qualcosa? A Roma Capitale dovete sperare in Dio di non finire dentro una buca che non venite più fuori. C'è qualche supremo organo dello Stato, io l'ho scritto anche questo, non è che qualche supremo organo dello Stato che trombona dalla mattina alla sera, che abbia detto non ne posso più, bisogna mettere ordine in questa città. Io vi faccio la domanda. Ci sono tutti supremi. Avete mai sentito voi questo? Io non l'ho mai sentito. Ma per non parlare di quello che accade qui, è accaduto a Milano qualche tempo fa, che avessero devastato il centro, sabato l'hanno fatto, la domenica mattina i milanesi hanno ripulito, non hanno aspettato che arrivasse qualche altro. Da noi non è che le cose sono perfette, per l'amore di Dio, ci mancherebbe se cominciamo a fare l'elenco delle cose che non vanno, ma dobbiamo misurarci con quello che esiste, non con un ideale che non ha nessun significato. Questo è il punto. Ed è un tempo in cui tutti stanno retrocedendo, ma non è che magari si retrocedesse solo in Italia, si retrocede dappertutto. E la tragedia è che quelli che hanno anche la valigetta col pulsantino, perché da noi il nostro Presidente del Consiglio della Repubblica può girare con la valigetta, sì, ma dentro c'ha quello per farsi la barba, la roba, mette 2 o 3 colorini rossi e può giocare ad avere la bomba atomica. Ecco, quindi non fa danni, ma lì, ecco, quindi è un problema. Allora, anche qui, cioè, voi avete di fronte interlocutori che non sentono. E per rispondere alle sue domande, ecco, quindi in 2 parole, com'è che sono cominciate le... Allora, lo sapete, 22 di ottobre del 2017 si va. Poco dopo parte subito, si mette in moto la procedura. C'è il governo Gentiloni. Ecco, con il governo Gentiloni, Bressa, che poi è stato lui, fu uno di quelli che hanno, diciamo, si sono messi, che hanno favorito l'inserimento di questo terzo comma, si è messo in moto. Voi sapete che poco prima che si chiudesse la legislatura si è arrivati alla stipula della preintesa. Adesso qui non importa niente, bene, male, su e giù, la macchina si era messa in moto. Quando ci siamo trovati, perché tu mi hai fatto delle domande, adesso ti rispondo, allora qui non serve niente. Io tra l'altro l'ho detto anche in un'audizione, meno male che è scritto poco, perché quando è scritto poco si fa subito con chiarezza, e quando è scritto tanto, ma gli intellettuali della Magna Grecia, che sono quelli cui ho fatto riferimento prima, questa è una dizione che è stata il copyright dell'avvocato Agnelli, ecco, gli intellettuali della Magna Grecia hanno bisogno di scrivere paginone, bisogna disciplinare tutto. Questa è la mentalità giacobina, capite? Perché? Perché tu puoi fare, ma quello che dico io,
Tu sei libero di pensare quello che vuoi se pensi come me. Volete un esempio di chi invece pratica strade diverse e questo punto di vista lo respinge perché è un controsenso rispetto alla sua vita? C'è un parere che io ricordo sempre perché è la cosa più bella che mi è capitato di leggere, che il governo canadese chiede alla Corte Suprema Federale appunto del Canada, e attenzione, era in occasione della secessione del Quebec, cioè sapete che il Quebec ha provato più volte, dopodiché hanno fatto il referendum non è passato. Il governo si rivolge alla Corte Suprema e dice: noi abbiamo queste istanze che ci provengono dal Quebec, cosa facciamo? Loro ci chiedono di separarsi, cioè di diventare uno Stato indipendente. Cosa facciamo? E allora la Corte Suprema, prima di decidere, e dice: dovete discutere. Prima di decidere, dovete discutere. Quindi ha posto il principio del contraddittorio, del confronto, poi si fa il referendum e poi si prenderà atto di quello che i partecipanti hanno deciso. Ma quello che è straordinario, è splendido, almeno dal punto di vista che è scritto nel parere. Prima dice di dare la risposta, dice la Corte, qui riassumo quelli che sono i punti fondamentali, no, del diritto costituzionale canadese. Io mi riferisco solo a qualche cosa. Dice: secondo il nostro ordinamento costituzionale nessuno ha il monopolio della verità. Noi invece viviamo in mezzo a monopolisti della verità. Beh, guardate, volete chiamarli dibattiti, volete chiamarli, parliamoci chiaro, manifestazioni del pensiero, non so, ecco, è una roba ormai insostenibile, ma non so neanche come chiamarli, ecco, non c'è niente, il confronto è sul nulla. Direi che ognuno interviene per respingere l'affermazione dell'altro e si va avanti così. Sì, no, sì, no. Sì, scusa, ma un istante, magari qualche cosa. La dimostrazione che esiste anche una materia grigia, non soltanto un cranio. Ecco, niente, nessuno. E aggiunge: dobbiamo preoccuparci delle minoranze, raccogliere quello che domandano, tenerne conto nelle nostre valutazioni. E poi l'altro passaggio che è splendido è: bisogna fare ricorso al mercato delle idee. Chi è che fa ricorso al mercato delle idee? Ognuno pensa di avere le idee, ma non le chiamo neanche idee, qualche boiata in testa, e pensa che questo sia la summa di San Tommaso, perché naturalmente, ecco, le cose funzionano così. Cioè, io adesso sono anche stufo di parlare, di accreditare del bene dell'intelletto, ma in fondo c'è una ragione. No, è insostenibile. Ecco perché, scusate, chi ha proposto la riforma del 2001 oggi dice: ho sbagliato, cambia idea. Boh, puoi cambiarla. Allora tu non devi fare più quello che io avevo detto nel 2001. Ma la mia risposta è questa: scusa, posso sbagliare anch'io? Oppure è vietato per me? Cioè, capito la questione? Lascia un secondo che sbaglio anch'io, per la Madonna, no? Se tu hai sbagliato una volta, sai com'è la questione? È come il medico che ti ha sbagliato via, cambi medico, no? O comunque dovresti non avere la pretesa di trovarti di fronte per l'ennesima volta alla scoperta della pietra filosofale. Allora cosa significa questo? Significa che dentro la testa tu sei incapace di declinare il plurale. Guardate che qui dovreste chiedere a Vittorino Andreoli, presente, quello della chioma folta, che ti facesse un esame di questo genere. Dici: scusa, uno che ragiona così ha qualche problema? Ha qualche problema? Perché vuol sempre avere ragione. E uno che sempre aveva ragione, no, tu capito, è uno che capisce poco. Ecco, cioè dare spazio al confronto, incapacità di confrontarsi con delle idee, si sostituisce
una soluzione che era perfetta con un'altra soluzione che naturalmente è altrettanto perfetta e poi prende il posto di quella errata perché dicono che è errata. Sarà anche errata. Mettete come volete, ma capite dove stanno i problemi? Stanno in questo. Dopo voi mi direte, dietro c'è un progetto politico. Magari ci fosse un progetto politico, magari, non c'è niente, non c'è. E non è che l'ho detto io, basta solo andare a vedere che controproposte sono. Ma dai, andiamo, forza. Ecco. E io non vi... Guardate che non vi sto mica dicendo che la roba che si sta facendo è la cosa più bella del mondo, quella che... Perché adesso, va bene, vi do la risposta perché avete capito. Si fanno le partite. Allora, aspetta un secondo. Arrivi, da dove viene fuori la legge quadro? Cioè, nessuno aveva pensato a questo. Tra l'altro anche, tu lo sai che lo ricordi benissimo perché c'era stato anche un parere di una commissione presieduta da Antonello D'Atena. Durante il periodo del governo Gentiloni, esatto, viene chiesto la commissione senatoriale, quella prima che sia affari costituzionali. No, era le regionali, la bicamerale regionale. Perfetto. Allora, gli chiedono, no, perché c'era tutto il problema, com'è che si approva dopo l'intesa? È un sì o un no? Una delle prime, cioè una discussione, si apre una discussione in Parlamento e tu, vi dico tra l'altro quello che ho sentito su Radio Radicale, detto da Massimo Villone, che uno ha insegnato diritto costituzionale a Napoli, ma dato che io l'ho ascoltato in un convegno fatto da quelle parti, e lui dice, la facciamo in modo che arrivi in Parlamento così dopo fermiamo tutto. Questo è quello che io ho sentito, lei negato, la centralità del Parlamento, ma se è lì che prende nota e, come si chiama, vota senza sapere neanche che cosa approva, ormai da tempo immemorabile. E qua che riscopriamo la centralità del Parlamento. Dai, andiamo. Hanno scritto, riempito biblioteche. Le liste bloccate. Esatto. Allora, tra l'altro la Commissione dice, sì, qui il meccanismo può essere benissimo quello dell'approvazione delle intese, perché più o meno è descritto in questo modo, che nell'articolo 8, cioè le intese con le confessioni cattoliche, il governo tratta, va bene, mette a punto l'intesa, c'è l'accordo, supponiamo, tra le comunità islamiche e il governo italiano, va in Parlamento, il Parlamento dice o sì o no. Ma in quel caso, ecco, dunque, nessuno aveva pensato a una legge quadro. Cambia dal governo, arriva il Conte 1. Il Conte 1 prosegue, scusa, con la Erika Stefani su questa strada. Arriva il Conte 2, diventa ministro Francesco Boccia. Io mi ricordo, fa una mega commissione, c'ero dentro anch'io, tra l'altro erano quasi tutti sfegatati contro, ecco, e immediatamente, dato che un'orda di costituzionalisti, ex presidenti della Corte, tutto il mondo si era mobilitato, ci vuole una legge quadro perché bisogna che facciamo la cornice dentro il quale dobbiamo inserire quindi poi tutte le regioni. Allora tutte le regioni? Ma un istante, l'emendamento era stato fatto per la soluzione di un problema che era il problema del Veneto, che confina con il Friuli, Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige. Cominciavano a fioccare le richieste di passare dal Veneto al Friuli al Trentino. E una delle ragioni, poi c'è la obiettiva, perché lì la tocchi con mano, differenza nell'erogazione prestazioni e servizi, nell'aiuto se devi mettere in piedi attività economiche, devi riparare il tetto, ti sposi, eccetera. Tutta una serie di provvidenze, i pulmini che ti portano a scuola e via di questo passo. È talmente forte il contrasto, basta passare da un confine all'altro del comune, che le ragioni la percezione della discriminazione era evidente e viene proposto questo emendamento. Quindi la legge quadro per che cosa? Si trattava di intervenire e di assecondare chi, tra l'altro, la regione aveva cominciato a rivolgersi alla Corte chiedendo l'autonomia speciale fin dal 1990. La prima sentenza è del 1992, la seconda è del 2000. La seconda è del 2000. Nel 2001 viene fatta la riforma. Quindi quando si va nel 2014 con le due leggi, quella sull'indipendenza e l'altra invece sull'autonomia, impugnate davanti alla Corte,
la sentenza del 2015 è la terza, che è quella che sdogana il passaggio minore, diciamo la consultazione minore, ma dove, ricordatevi il fatto, la rottura era data dalla consultazione referendaria, perché questo era il punto. Le bocciature precedenti erano dovute al fatto che la Corte ha detto, anche se il referendum consultivo non ha nessuna rilevanza giuridica, perché il Parlamento può fare quello che vuole, lo scrive testualmente. Se c'è una manifestazione chiara che proviene dal corpo referendario, più chiara di quella che c'è stata, non si può. Il Parlamento è tenuto ad agire e dopo usava delle formule piuttosto forti perché temeva il contrasto tra il corpo referendario della regione Veneto e il corpo referendario dell'intero paese. Questo per dire che, come quando avevo esordito, che la sottovalutazione totale, perché se voi, l'unica cosa che sanno dire è che si è fatto per niente. Ma come per niente? Ma vai a leggerti le sentenze, ma vai a leggerti i libri che sono dei classici sull'indirizzo politico inteso in senso sostanziale, le sentenze, quelle che non avevano passato la consultazione referendaria riferita poi a un sistema che sarebbe stato quello proprio della regione speciale, è dovuto a dei giudici di alto profilo. Il primo è stato Enzo Cheli, il secondo Carlo Mezzanotte, cioè non erano dei biscari, e con le parole erano pesate. Quando nel 2015 ti si sdogana in qualche modo, non è che la Corte si era dimenticata, non menziona quelle sentenze, e già questo è un passaggio fondamentale. Perché non le ha volute smentire, anche se in realtà ha voluto aprire, perché ha cambiato passo e ha detto sì, effettivamente non condiziona il procedimento, ha modificato. Comunque non vado sul tecnico, ma per dire che questa è stata un'apertura di credito alla quale ci si è sempre rifatti. Allora, come Boccia dice, qui se vogliamo andare, ecco il discorso qual è, voi siete a Roma, se volete andare avanti bisogna per forza di cose fare una legge quadro. Cosa è che si scrive dentro? Allora noi diciamo subito, ma guardate che la legge quadro non serve a niente. Secondo, se è in mezzo, la legge quadro viene a trovarsi, e adesso per quello che vi dico due cosette che serve anche per accennare al referendum e al giudizio di costituzionalità. La Costituzione dice tutto, perché adesso quelli che hanno detto che ci voleva la legge quadro e che sono avvocati delle regioni che hanno fatto ricorso alla Corte dicono: ma come? Chi è che ha voluto la legge quadro che non vale una pipa? Sono loro che lo dicono, non sto scherzando, è tutto così. Io dico: scusa, a me non deve niente, a parte che ci fanno un favore, ma comunque un altro discorso. Perché dicono non vale? Sì, guardate, io quel giorno, spero, vado a farmi benedire il giorno prima di partire per Roma, qui da Sant'Antonio, poi vado anche dal padre Leopoldo, e non è detto che non vada anche a Monteberico, perché non si sa mai, arrivo, però, ecco, niente ascolti, cioè, dato che l'udienza è pubblica, l'udienza è registrata, il giorno dopo è sul sito della Corte. Diceva il mio conterraneo grandissimo giurista Francesco Carnelutti, ci sono le parti del giudizio, ma la parte in senso sostanziale è il popolo. Parte in senso sostanziale, che può essere presente con uno, quest'altro o quell'altro, ma ciascuno da casa sua, il giorno dopo non la vede in diretta, ma in differita può sentire quello che hanno detto gli avvocati, le domande che hanno fatto i giudici. Perché? Perché le carte voi non le vedete. E molto spesso quello che c'è nelle carte non viene fuori, e non viene fuori neanche nella sentenza, perché si salta, capito? Quando si dice fatto, allora si riassume, no, ci sono argomenti che ad esempio finiscono, no, amico mio, qui vogliamo, ce la giochiamo, quantomeno, ecco. Allora, state attenti. Questa legge, capite subito, non serve a niente. Perché non serve a niente? Perché non può vincolare nessuno. In quanto, proprio perché dico,
autoapplicativa o non autoapplicativa, comunque autoapplicativa vuol dire che non ha bisogno che nessuno scriva giù, che faccia un regolamento per la legge. Se non c'è regolamento non si può fare nulla. Ecco, la stessa cosa qui, non serve regolamento, è già scritto tutto. Ecco, sì, infatti è vero che c'erano state fatte le pretese, no? Allora, la legge Calderoli, che Calderoli non è che ha voluto, ha dovuto farla perché ormai il vagone era arrivato lì, va bene, c'erano tutte le frattaglie, dopo adesso dico anche dei LEP tra un istante, e allora dicevo il 116, cioè si può attuare direttamente, quindi non serve. Ma il bello è questo, dice beh va bene, stabiliamo però delle regole su come dobbiamo procedere, perché questo è. Sì, ma se tu fai diversamente non cambia nulla. Per quale ragione? Perché tutto dopo viene approvato dalla legge di intesa, che è una legge rinforzata, cioè di grado superiore, per cui la legge Calderoli non può condizionare la legge rinforzata, e la legge, quando viene approvata quell'altra, sana tutto, cioè tutto quello che viene fatto è legittimato, anche se ha fatto diversamente da quello che ha previsto la legge Calderoli. Questo è un punto fondamentale. Certo, non c'è problema. Si parla di forza della legge, no? Ecco, si capisce tutto. Allora, sta legge è una legge rachitica, strutturalmente non in grado di condizionare, lo capite subito, una legge se non è in grado di condizionare, di imporre una regola, che cosa è? Ecco perché allora capite che può essere inammissibile, cioè inammissibili tutti i ricorsi. Perché? Perché questa è la chiamata legge quadro, non è una legge quadro, legge cornice anche, no? Quindi è una grande cornice. Di attuazione. Ecco, sì, dicono di attuazione, ma dato che l'hanno chiamato in questo modo, chiamiamola cornice, anche perché detta regole generali ce ne bisogna riempire tutto. Allora la Corte può solo ambire di fare una sentenza quadro. Va bene, ci faremo un quadro, anzi, mettiamo solo una cornice, 2 cornici in più, e non sappiamo neanche cosa metterci dentro, giusto? Ecco, adesso arriviamo come si dice, con questo, diciamo con questi presupposti. E, aspetta un secondo che tu mi dicevi, allora la legge quadro, ma guardate che ci sono stati, ha fatto appelli che sono stati sottoscritti da una valanga di miei professori di diritto costituzionale, erano studi che si sono trattati, ex presidenti della Corte Costituzionale, sono andati a prenderli anche quelli che stanno per morire per dire firma. Ecco, no, non sto scherzando, io mi faccio una domanda, o che sono diventato scemo, oppure la contrapposizione, l'ideologia, chiamiamola in questo modo, ecco, il risentimento che è dovuto al fatto che tu non vuoi che facciano. Adesso non so dirti neanche per quale ragione, non vuoi che facciano. È arrivato a un punto tale che ti hanno avviato la testa, perché io su quel punto lì voglio vedere cosa possono dire. Dopo non avete idea di che cosa deducono in termini di distruzione della Repubblica. Cioè, sono cose, io non, vediamo per carità cristiana, ecco, non vi dico in quale ricorso ho letto queste cose, ma state attenti. Ebbene, l'eventuale attuazione della legge 86-2024, che vi ho detto, no? È morta, cioè è nata morta, va bene? Ecco. Dice, sì, nonché delle singole disposizioni sopra segnalate determinerebbe gravissimi danni alla regione, quella che fa ricorso, in termini di lesione delle attribuzioni costituzionali e ancor prima in termini di mutamento dell'assetto della stessa forma di Stato nella quale la regione esplica le sue funzioni ed attribuzioni, determinando un sistema iniquo che non consentirebbe alle regioni non differenziate di attendere alle proprie funzioni per la residualità dei mezzi finanziari previsti alla luce dell'espressa previsione di invarianza di bilancio. Ma se dice che invarianza di bilancio, che ognuno pensa sopra, non ho capito, se ti arriva... No, ma io ve la leggo perché questa è sulla Gazzetta Ufficiale.
guardate che non è finita, perché che non permette allo Stato di redistribuire la ricchezza e determinerebbe altresì gravissime ripercussioni sul tessuto sociale e sui bilanci della regione ricorrente, sottraendo risorse ad oggi assegnate alla stessa. L'attuazione della legge minerebbe alle fondamenta, del tutto illegittimamente, l'unità culturale ed economica del paese, con gravissimi danni per il territorio sotto il profilo sociale, culturale ed economico, aggravando il divario attualmente esistente con le regioni più ricche, in quanto la legge altera la forma di Stato, inclinando il suo regionalismo cooperativo in competitivo. Perché se parlate competitivo, danno in crisi, una depressione bestiale. No, ma avete capito cosa c'è scritto? Io nel ricorso a un certo punto dico, ma non sono sicuro di avere il testo della legge Calderoli che ho io, che sia quello che hanno loro, perché è impossibile. No, è scritto, perché non posso, far finta di niente. Ma Dio, stiamo scherzando? Cioè, avete capito? Oppure è il caso di chiamare Calderoli e dire, per la Madonna, ma sei un bombarolo, cioè qui tu potresti minacciare, sapete, come quelli che vengono, il creato, avverti che se ti muovi puoi provocare la distruzione della terra in un nanosecondo. Cioè, ma avete capito? Cioè siamo quando, no, in realtà questa legge è fatta così, che si è sovraccaricata cammin facendo. Perché? Perché i famosi livelli essenziali delle prestazioni, così vedi che li caccio dentro un po' alla volta, ma la domanda è, cosa c'entrano i livelli essenziali delle prestazioni con l'autonomia differenziata? Vi faccio un ragionamentino in punta di diritto, ma che capiscono tutti. Se fosse vero che c'è un legame, che uno dipende dall'altro, bisognerebbe arrivare a dire che per fare il LEP, determinare i livelli essenziali delle prestazioni, che dicono che è una cosa che si deve fare e basta. La Corte Costituzionale ha scongiurato il Parlamento 1000 volte, non la fa, benissimo. Bisognerebbe a questo punto dire che fino a quando non si fa l'autonomia differenziata non si possono fare i LEP, no? Ma tu accetti? Questo è da contraddizione assolutamente fasulla, ma non solo. Sono due disposizioni completamente diverse. Terzo, quarto o quinto, voi mi dite, ma sta roba qua, da dove viene fuori? Questa cosa qui non c'era nel testo originario della Costituzione, l'hanno inserita con la riforma del 2001. No, dice bisogna che lo Stato assicuri i livelli essenziali di prestazioni di diritti, di prestazioni e servizi nel campo dei diritti sociali, civili e sociali, ecco, e devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Allora, vabbè, mi pare che sia una ovvietà, no? Non ho capito. Uno che abita dall'altra parte non ha il diritto di avere le strade, la scuola, le robe. Sì, solo che una volta che tu hai detto che hai il diritto, non è che le cose le hai. Diceva che la Mandrea è la Costituente. Stiamo attenti quando noi scriviamo che uno ha il diritto di qua, il diritto di su, il diritto di giù, perché potrebbe farsi l'idea che scritto ce l'ha e parlava proprio del diritto alla salute. Poi diceva, scusate, dico, ma io sono di Firenze, ma guardate che a Firenze abbiamo gli ospedali disastrati, una situazione tragica dal punto di vista. Noi scriviamo che uno ha diritto, come c'è scritto nell'articolo 32, va bene, giusto, ve lo richiamo, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite e indigenti. Ma se non abbiamo neanche, va bene, l'essenziale, cioè diciamo, attenzione, che se noi promettiamo più di quello che siamo in grado di mantenere, ha usato questa espressione, noi sabotiamo la Costituzione. E se noi guardiamo la storia della Repubblica è una storia del sabotaggio. È così. Perché? Misurato con Sì. i 3.000 miliardi Esatto. di stock di debito. Esatto. Allora, e così anche c'è il problema del finanziamento. Allora, cosa capita? Capita che a un certo momento viene fuori la storia dei LEP. Allora, naturalmente, qual era l'obiettivo? L'obiettivo era quello semplicemente di bloccare, no? Cioè, tu
sul carro che hai continui a buttare ancora sacchi di roba, cioè, l'asino non riesce più ad andare avanti, oppure si spacca l'asse, ecco. E allora va bene, dato che gli elettori, tutti i partiti hanno elettori al sud, devono fare i conti, perché questo è il punto. E d'altra parte, ecco, tutti, nelle ultime elezioni, voi vi ricordate che tutti sono andati da Roma in giù a promettere, sì o no? Sì, questo è. Perché è inutile che parliamo di cose, questa roba qua non la può negare nessuno, è scritto su tutti i giornali. Ecco, allora voi capite, per quello che io capisco, penso, attenzione, che dobbiamo distinguere classi dirigenti del sud dalla gente del sud. La gente del sud è quella che viene martoriata, è quella che è obbligata dopo per curarsi a trasferirsi, non sono mica i signorotti del luogo che vanno nelle cliniche o vanno negli ospedali o hanno, perché questo è il punto. Certo. E questa è la tragedia. Perché guardate, io adesso faccio una previsione da Mago Merlino, qui che vada o non vada. Guardate che tanto dopo che cos'è che dipende? Dipende dal fatto di come una società è organizzata. Allora basta solo che voi pensiate alla ricostruzione, il Friuli è ricostruito, va bene, belli c'entra la che aspetta. Virpinia, ecco, ha fatto un poco e dopo se leggete i libri di storia, ormai c'è scritto, c'è proprio la comparazione secca. La parità di risorse, da una parte si è ricostruito, dall'altra no, c'è poco da fare. Siamo stati in Sicilia di recente, vi pare che sia possibile che nel 2024 non ci sia un desalinizzatore che funziona? Quando se andate dall'altra parte in Tunisia, in Algeria, non stiamo a parlare, ce li hanno. Quanti soldi hanno avuto per? Ma naturalmente, ce lo dicevano del luogo, voi sapete bene, no? Che ci sono i pozzi privati, ci sono gli amici comparielli, eccetera, e allora non si fa. Allora, ecco, se qui si chiede non si può. L'Assemblea regionale siciliana ha votato un ordine del giorno contro l'autonomia. Cioè, ma voi capite che è un testacoda, ma non c'è problema perché? Perché il risultato è molto semplice. E ve lo dico con le parole di Piero Bassetti, prima legislatura regionale, sto parlando di 50 anni fa, quando in un convegno ero appena laureato, a Genova, dopo aver sentito una sfilza di direttori generali di su di giù che parlavano di Roma su e giù, un certo piglia la parola e dice: guardate che voi non avete capito niente, perché voi pensate che noi di Milano, quando abbiamo un problema, veniamo a Roma, ma neanche per sogno, noi andiamo a Monaco. È ovvio che è così. Quando voi sentite dire senza il mercato del sud, ma vuol dire non aver capito niente. Ma può darsi che oggi come oggi il mercato del sud sia importante. No, ma avete capito? No, ma può essere che sia importante, non discuto, ma non hanno capito che quell'imprenditore, soprattutto se un governo non si mette e non lo intralcia, parte solo con la valigetta e va e piazza i prodotti, va bene, dovunque, perché? Perché ha in mente, è come Marco Polo in qualche modo, i nostri così non hanno dietro le spalle la grande Germania, l'organizzazione della Francia, la tradizione dell'Inghilterra, del Commonwealth, i nostri partono con la borsa, o no? È così, e quando non funziona falliscono, perché non sono le grandi imprese che fino a quando va bene, ecco, acquistano i profitti e dopo socializzano le perdite, perché questo è il meccanismo. Allora bisogna fare il LEP, bisogna il LEP, no, bravissimo. Non solo sulle materie intercettate alle 23, su tutto. Mi ricordo un intervento di Bassanini, va bene in questo campo. Allora adesso io vi dico, fermi tutti un secondo che facciamo un piccolo ragionamento, con quel poco che io sono riuscito ancora a capire e studiare. Ma casualmente mi è capitata tra le mani, lo conosco a memoria, e lo pubblicherò il prossimo anno, una relazione fatta dalla sottocommissione finanza della commissione economica all'assemblea costituente, data 1946, quindi consegnata poco prima o appena eletta l'assemblea, quindi siamo a giugno più o meno del 46. In questo strepitoso rapporto, che è di 350 pagine, è una monografia, cioè è un manuale, insomma,
vengono affrontati tutti i problemi cruciali della edificanda Repubblica, perché trattano del problema delle risorse, del loro reperimento, della loro gestione, secondo un panorama, un sistema di concetti, una cultura che al tempo stesso è economica, perché era di scienza delle finanze, di contabilità pubblica, gestione delle risorse, e di diritto costituzionale, perché loro danno i suggerimenti circa che cosa si sarebbe dovuto inserire in Costituzione e dicono: guardate che il compianto Benito ci ha lasciato un paese che è sperequato in massimo grado. Ci sono differenze gigantesche tra le parti del paese. Scusate un secondo, il sistema era una monarchia federale, quella statutaria durante il periodo del XX, secondo voi? Ecco, c'era l'accentramento più totale. Benissimo, cosa aveva risolto delle differenze tra i territori? Niente. Perché l'ha voluto, perché non l'ha voluto? Non mi interessa, il punto è che non l'ha risolto. E allora lì ci sono elenchi di disfunzioni e di sperequazioni, tanto per dire. E allora dice, la prima delle preoccupazioni che deve avere il nuovo regime è quella di cercare di attenuare queste differenze, e dice: suggerisco di inserire una formula, e la scrive, in Costituzione, dove il riferimento è alla uguale dignità della persona. Allora, il principio costituzionale di eguaglianza, articolo 3, principio di eguaglianza, è entrato con la Costituzione è entrato in vigore il 1 gennaio 1948. Non ho capito, cosa credete che aggiungano i livelli essenziali delle prestazioni che è copiato dal campo? Assolutamente nulla, perché l'eguaglianza, cioè la differenza, gli squilibri fra territori, era un problema che doveva essere affrontato fin dal primo governo della Repubblica, dopo tutti gli altri. Allora io non riesco a capire come ci siano quelli che sono stati presidenti del Consiglio, ministri, giudici e presidenti della Corte Costituzionale che rumorosamente si dimettono o tirano sulla bandiera, bisogna realizzare. Ma scusate, voi dov'è che eravate? Allora, se non è il 1948, quando si fa le regioni nel 1970, e notate che quella volta non c'era deficit, cioè il deficit era fisiologico, era al 60% circa, cioè vuol dire, lì nel 1970, quando sono state fatte le regioni, la lira ha vinto l'Oscar dell'affidabilità, tanto per dire, è una delle monete più forti sul mercato internazionale. Il 2001, benissimo, scusa un secondo, e che cosa hai aspettato? Ah, avete fatto i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Domanda: hanno risolto i problemi delle differenze tra territori? Niente, per niente, perché in realtà è la fiera degli inganni. Cioè questo è un problema che riguarda l'organizzazione della società, e io ho oggi, tra l'altro, ma ve lo rifilo qui, quando ho cominciato ho detto, ecco che cosa, nel dibattito che c'è, io non ho mai sentito pronunciare queste parole: storia, geografia, classe dirigente, capitale umano, capacità amministrativa, buon governo e buona amministrazione, responsabilità. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Ma di cos'è che stiamo parlando? Nulla che abbia a che fare con le cose concrete, perché addirittura si ribella la Calabria. Allora, adesso così arrivo al finanziamento, dopo chiudo la parte, perché credo di aver detto alcune cosette. Io, quando sento, cerco sempre di documentarmi, e allora Riccardo Iacona, sì, preannuncia un'inchiesta e dice anche uno spezzone sulla sanità, andremo in Calabria a vedere un pezzo dove ci sono abitanti, non mi ricordo adesso quale cittadina, che si scagliano contro l'autonomia differenziata. In Calabria, insomma, ecco, volete sapere che cosa viene fuori? Allora viene fuori questo, ve lo dico in due battute, da questo servizio,
E io mi faccio la domanda, ma siete in grado di collegare due cose, metterle insieme e vedere se ci stanno? Allora l'obiettivo era, loro vogliono scappare e diceva uno, è l'autonomia differenziata, ma guarda che non c'è, guarda che la condizione in cui ti trovi, tragica, dipende, e se la prende e uno interviene e dice, guarda che col commissario c'hanno commissariati, ma guarda che il commissario, il presidente della regione, guarda che qui i bilanci sforati. Allora la faccio breve, viene fuori tra l'altro una lite tra un primario di un ospedale e di un altro, e viene fuori che il primario dall'altra parte, che avrebbe dovuto fare i trattamenti al cuore, non so che cosa, non era capace di farli. Vanno anche a intervistarlo e viene fuori un tremebondo che non so, se gli chiedevi dove era il cuore, è un cardiologo, chissà dove ti dice che è. No, ma guardate, una cosa impressionante. Quindi in realtà era una foto sulla situazione tragica in cui si trovano. Aspettate, poi vanno avanti, intervistano uno che era stato commissario, non perché hanno anche nominato qualche essa. Vi ricordate quando hanno nominato un generale dei carabinieri e lo intervistano? Dice, scusi, ma lei ha fatto il piano? Come il piano? Dice, piano di che? Dopo, no, vi ricordate? Uno dietro l'altro è venuto fuori Gino Strada, l'ex rettore della Sapienza, no? La moglie a casa ha detto, oh, e gli ha detto, ma non posso perché andare lontano, è stato un circo. Poi quell'altro che gli era scappato dentro gli ha rubato una parola, e allora ha fatto fuori anche quello. Dopo sono arrivati a Gino Strada e non so. Ecco, bene, questo qui dice sì, sono stato commissario e dice, intanto contabilità niente, cioè contabilità niente, e dice, ho scoperto comunque che le fatture erano pagate anche 2 o 3 volte, sempre le stesse. Hai capito? Detto nell'intervista, tutte cose che si sapevano. Intervistano il procuratore regionale della Corte dei Conti, il quale dà una buona notizia, ma dice, sì, per 14 anni non hanno presentato bilanci, vero? Però adesso dovremmo essere anche riusciti a stabilire, procuratore regionale della Corte dei Conti, io nel libro Il mito del buon governo ho un pezzo che tra l'altro ho ripreso da una inchiesta della Corte dei Conti, la quale diceva, noi tra l'altro inutilmente abbiamo segnalato queste cose, nessuna procura si muove, noi ci troviamo di fronte a queste situazioni, cioè, la colpa era dell'autonomia differenziata. Ma aspettate un momento, la ciliegina è questa, mancano i medici, no, perché ho preso gli appunti, lo so, e viene fuori anche questo dato. Allora dice Iacona, perché qui adesso sarà un bravo giornalista, ma c'ho Iacona, ostia, adesso questa è acqua e questo è vino, e sai distinguere l'acqua dal vino, ecco, dai. Allora, nel bel mezzo viene fuori questo, medici, mancano medici, ma perfetto, ma i medici del sistema sanitario regionale calabrese, dunque, hanno molti hanno un certificato fatto naturalmente dal collega medico, per cui Iacono dice, anche il conflitto di interessi se li fanno, tira una conclusione. Hanno il certificato di idoneità, per cui di inidoneità alla funzione per la quale sono stati assunti. Quindi deve andare in sala operatoria, lei è assunto come chirurgo, però lui ha il certificato che dice che non può andare in sala operatoria. Aspettate? No, ma guardate che cioè, basta chiedere e venga ritrasmesso, no? Aspettate un secondo, perché adesso aggiungo anche questo. La media nazionale è X, che non mi ricordo, ma mi ricordo che cosa? Che la Calabria è al vertice, perché è sul 20%. 20% dei medici del sistema sanitario regionale calabrese ha la certificazione. Avete capito il punto? Allora, trai una conclusione, io dico, quantomeno ridefinisci i punti di partenza, il turismo sanitario. Allora, oggi è anche stato detto, ma guardate che sui giornaloni è scritto così, verso il Veneto vanno X, e supponiamo che il Veneto introiti, non lo so, 300 milioni in più in un anno. Ma sapete qual è il commento? Sono 300 milioni puliti messi in tasca.
ha erogato le prestazioni. Cioè, non è che non ha fatto. E oggi si ricordavano che sì, è stato proprio Zai a dire questo. Dice, ma non è che vengono su per curarsi il callo, vengono a sostenere le operazioni più gravi, che sono le più costose, quelle che i DRG neanche riescono a ripagare. Ma la notizia che passa è quella che si mettono in tasca. Ecco. Allora, voi capite che ci si trova di fronte, oltre al fatto che non ci riusciamo a capirci, non riusciamo a capirci, a una dose di falsità, ecco, che è insostenibile, non si sa neanche che cosa dire. E allora, il costo dei livelli impugnativa, la legge Calderoli non dice con quali soldi, non stabilisce quali sono le risorse per. Ma scusa, ho capito, tu dovevi farlo dal 1948 e non hai fatto niente. Non l'hai fatto quando avevamo la possibilità di cominciare a fare qualcosa perché l'economia era in pieno sviluppo. Hai concorso ad accumulare 3.000 miliardi, quanti sono? 3.000 miliardi ecco, di deficit con operazioni che tutti sappiamo in che cosa sono consistite, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tu adesso fai il conto, la Svimez, ci vogliono 100 miliardi. Ma scusa, vivi nella Repubblica dei sogni? Cioè, dov'è che conto fai? Cioè tu stabilisci che tutti devono avere la borsa di Hermès, il foulard di Hermès, le scarpe coccinelle o non so adesso che cosa, tutti naturalmente devono avere una Maserati perché dobbiamo sostenere Stellantis. Sì, ho capito, ma quanto hai in tasca? No, quanto hai? Ma guardate che nei ricorsi, cioè io leggo e rimango allibito, siete meriti con le, ma come fate a scrivere queste robe qua? Adesso davanti alla corte c'è stato, a parte che è stato scritto, ma avremo modo anche di dire, ma dov'è? Perché se non c'è problema, abbiamo risolto i problemi del paese? Certamente. Quindi 100 miliardi, perché 100 miliardi? Mettiamo subito 3.000, no? E così azzeriamo il deficit, non c'è problema. Anzi, non vorrete mica fare anche i tirchi, come diceva Totò dettando lì la lettera, punto e virgola, 3 punti, ma punto esclamativo, perché non dicano anche che siamo tirati. Sì o no? Voi capite che c'è buon governo, buona amministrazione, senso di responsabilità. La domanda più tragica è questa: ma che cosa raccontate ai vostri concittadini? Per quello che ho detto prima, che tanto le cose, se continuano a raccontare quello che stanno raccontando, andranno di male in peggio, perché c'è un problema di tenuta, di psicologia, di regole che tutto sommato si rispetta, di modo di vivere. Oltre un certo limite lo sporco non lo si tollera. Il controllo che viene fatto da parte della cittadinanza su chi governa, ci sono i giornali che ogni giorno, bene o male, o di qua o di su o di giù, insomma tirano fuori, le televisioni locali che ci sono, insomma c'è una circolazione del pensiero, ecco. E quindi questa è zavorra che è stata messa dentro. Dovete tenere presente che il testo iniziale, che era stato predisposto da Boccia, il disegno di legge, aveva due articoletti. Boccia, sapete di che partito era e sapete qual era la maggioranza. Adesso ci sono 11 articoli, molti dei quali sono anche lunghi. Hanno scritto tutto quello che hanno ritenuto di scrivere, perché ognuno ha voluto metterci dentro qualche cosa. Adesso si dice che non va bene niente. Ecco, la conclusione qual è? La conclusione è quella che il paese è fatto in questo modo, e io penso che che cosa è che vedo in quelli che ostacolano tutto questo? Appartengono alla categoria, li ha definiti Einaudi, dei dottrinari. Ecco, essere dei dottrinari, la settimana scorsa, un mio illustre collega dell'Università di Roma
E lui dice ad un certo punto, io avevo detto guarda che c'è un problema di soldi, ha detto no, questo è un problema che non esiste. E aspettavo che mi dicesse, no, sapete perché non esiste? Perché basta andarli a prendere nelle tasche di quelli che li hanno. Sì, ma io non ho, eravamo nella sala dell'archivio antico, poi insomma non importa, dico ma valli a prendere, perché quando tu fai una legge, l'onere previsto dalla presente legge si fa fronte, non è che dici che li andai a prendere da qualche parte, devi averli, capito? Perché non è, ecco, giusto? Ecco, siamo a questo livello e sarebbe uno. Dunque vi dicevo che il buon, vediamo se trovo, perché è una frasetta, dopo scusate così vi ho anche votato, no, guardate, Mario Draghi, considerazioni finali del 2008. Sì. E lo sviluppo, il paragrafo è lo sviluppo del mezzogiorno e il federalismo fiscale. Sul ritardo del mezzogiorno pesa la debolezza dell'amministrazione pubblica, l'insufficiente abitudine alla cooperazione e alla fiducia, un costume diffuso di noncuranza delle norme. Per il progresso della società meridionale l'intervento economico non è separabile dall'irrobustimento del capitale sociale. Questo pezzo non lo citano mai, non ne vogliono sentir parlare. E questo è il problema. Quando dice ancora quanto al trasferimento e fa riferimento a quello che davano durante il periodo della Cassa del Mezzogiorno, intervento straordinario. È dice il trasferimento che adesso si fa dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno è comparabile, cioè è rimasto tale. E aggiunge, è un ammontare imponente per il Sud e anche il segno di una dipendenza economica ininterrotta. Ecco, sono io che ricordo queste cose, quando? Ma allora tu non vuoi occuparti della malattia che ti ha colpito, quindi preferisci che il medico che ti dica che stai benissimo, non va, ecco, e stai sempre colpa degli altri, sempre, difatti c'è quello che ti rapina, c'è scritto che non ti piglieranno €1, ti stai rapinando. Vi ho letto quel ricorso fatto, che cosa dice? Tutto dell'utilizzato, la fine della società, tutti moriranno. Ecco, quindi i livelli essenziali delle prestazioni sono una cosa fantastica, talmente fantastica, che dove hanno cercato di farlo è più che altro frutto di una allucinazione. Il problema dell'allineamento è un problema che riguarderebbe chissà quante legislature e bisogna trovare una politica nazionale che voglia farlo e devi trovare soprattutto un tessuto sociale che sia disposto a cambiare i ritmi della sua vita quotidiana. Fino a quando non fai questo non puoi fare assolutamente nulla. Quindi le Italie sono più d'una, continueranno ad essere più d'una, e io chiudo dicendo così. Si diceva una volta, uno squisco e faber fortune sue. Non si può proprio dire che i romani non avessero capito niente. Ognuno è artefice della sua fortuna. Ecco, Rocco, allenatore del Padova, quando il Padova andava bene, il suo motto era palle lunghe e pedalare. Ma era austriaco. Ecco, metta come buono, ecco, esatto. E c'è poco, ecco, ci sono dei motti che ce la dicono, e dopo ce n'è un altro di cui mi sono dimenticato, che comunque è costante, che sono un distillato di piccola saggezza umana. Aiutati che il cielo ti aiuta, è la stessa cosa. Cioè tu non puoi aspettare che vengano e risolvono i problemi. Dopo certo che ci sono delle eccellenze dovunque, ma il problema è che, non lo dico io, lo dicono quelli che studiano, che in certe parti d'Italia non riescono a fare sistema, insomma ad essere strutturati. Ci sono delle oasi di eccellenza, ma se rimangono delle oasi, e invece bisogna per forza di cose, si usa questa espressione oggi, mettersi in rete. Io vi ho fatto tutto questo giro, questo affari, forse vi ho dato solo l'idea di questa grande difficoltà soprattutto a capirsi e parlare il medesimo linguaggio, e poi perché c'è una disonestà di fondo. Per quale ragione? Perché non si mette sul tavolo tutto quello che si deve mettere.
Se tu volutamente occulti delle cose e non ne vuoi parlare, perché non ne vuoi parlare, e comunque che tu lo sappia o non sappia sono decisive, non c'è niente da fare. Se uno ti dice che non devi continuare a mangiare come non so che cosa, e tu continui a mangiare, però si deve parlare di tutto, del vestito, di questo, quest'altro, quell'altro, del sonno, ma non dell'alimentazione, tu capisci che prima o poi vai al creatore. Ecco. Sì, che Dio ce la mandi buona. Ecco. Grazie al professor Bertolissi.